Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un video nuovo, un video speciale, perché come vedete dalle mie spalle c'è il Diego Armando Maradona. Giornata di Napoli-Inter, giornata decisiva per il campionato di entrambe le squadre. Sono qui oggi da solo a godermi questa partita e a fare questo vlog barra reaction. Spero di non combinare nessun danno e nessun guaio. Tra l'altro sto in un nuovo settore, mai stato in curva A inferiori, quindi proveremo l'ebbrezza e questa visuale che non so ancora come sia. Ci vediamo dentro con lo stadio. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Aiu, oggi per la prima volta reaction da solo allo stadio e con me c'è Alessandro. Ci siamo conosciuti per la prima volta, lui mi segue. Da quanto tempo mi segue? Un annetto. E tra l'altro oggi già scroccate pure una cosa, aspettate, l'acqua. Ops, ci sono dei Fuse gamer selvatici in tribuna Nisida. Ciao Fuse. Guaio si è fatto male, Politano entra Elma. Matteo, 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 Matteo. Ha fatto male Politano.
Polidano, speriamo bene. Caro, mi da mezzo! Sì! Ma no! Napoli gonfia la rete! Gonfia la rete! Napoli gonfia la rete! Bravo! Bravo! Già surato. Cioè, ma prendere sempre la palla perché abbiamo partito bassi. Ma intanto sta scimmia palla annanzi. Oh! Ma che fallo! Giallo per protesta di Insigne. Che intervento! Dumfries! A casa Dumfries! Via! Oh, stiamo già accorti! Attenti! Oh, non... E ce l'hanno sta qua! Tarandello! Madre! Io ti faccio cagare solo! Non ci crede, è fallo! È fallo! Voglio fine primo tempo, 1-0, chiudiamo in vantaggio, ottimo, che pensi? Stiamo giocando bene, dai, stiamo giocando bene. Tolta un'azione, quella che hanno fatto loro con Dzeko là sotto la porta, non hanno fatto niente che. Noi siamo entrati bene in campo, speriamo nel secondo tempo. Sì, speriamo per Polidano che si è fatto niente, speriamo bene nel secondo tempo, voglio. Voglio ripartire di secondo tempo, vai. Ma che spazio? Non bolle in merda. Hanno dovuto pure la short che la palla ci dà a finire a Dzeko, ci aiuta a finire. Dai! Oh, si piaciuto! Sei informato! Dai, dai, dai! 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 E niente! Questa è Solís! Vai, 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 che buono! Ma perché? Perché? Ma perché? Ma che cazzo stiamo aspettando? Un calcio d'angolo regalato, un calcio d'angolo regalato, regalato, un calcio d'angolo regalato. Vai, vai, vai. Mannaggia. Dai. 5 minuti. Comunque è clamoroso, oggi stiamo sbagliando l'impossibile, l'impossibile. Cioè passaggi a un metro. Andavi rovesciata, ti viene su lì. Napoli gonfia la rete, gonfia la rete, Napoli gonfia la rete. Fagli l'ultimo calcio di punizione, è tutta la partita praticamente. Ma mettila in mezzo! Mettila in mezzo! Ma che spacci! Ma che cazzo è punizione! Che punizione è? Che punizione è? Ma che schema è? Finita, finita, 1-1. Voglio pareggio inutile. Mamma mia, voglio che delusione. Sono proprio deluso al 100%. Voglio proprio deluso al 100%. Io volevo un'altra risposta in questa partita. Non volevo la vittoria a tutti i costi, ma volevo un'altra risposta, ma almeno dal punto di vista del gioco. Tolto il gol che abbiamo fatto nel primo tempo e qualche occasione barra occasionissima nel secondo, ma non abbiamo fatto niente. Oggi è come se qualcuno ci avesse detto non dovete giocare più. Cioè abbiamo proprio smesso di giocare. Questa cosa è inconcepibile. Questa cosa è inconcepibile. Comunque mi scuso se questa reaction ha diversi problemi dal punto di vista anche qualitativo. Era la mia prima volta, mi attrezzerò per le prossime. Se ne volete altre fatemelo sapere. Comunque deluso al 100%, un pareggio inutile per me. Fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate.